Buongiorno, io sono Vez e bentornati in questo nuovo video di Pillole di economia. Oggi parliamo di un argomento che dalla crisi del 2008 fino ad oggi ha fatto tremare un bel po' di persone: lo spread. Come abitudine su questo canale cercheremo di spiegarlo nella maniera più semplice possibile. Non possiamo parlare di spread senza aver spiegato che cosa sono i titoli di Stato. Quindi perdonatemi, ma per qualche minuto dovrete seguirmi. I titoli di Stato sono delle obbligazioni emesse da paesi sovrani come ad esempio l'Italia. Abbiamo parlato delle obbligazioni nella puntata precedente, se ve la siete persa qui sopra c'è la scheda per recuperarvela. Quindi esattamente come nel caso della mia azienda di grissini senza glutine, lo Stato quando si trova nella necessità di dover chiedere del denaro al mercato emette delle obbligazioni. Ovviamente lo Stato lo fa per sostenere le sue spese, non per comprare macchinari come nel mio caso, però andiamo oltre. Nel momento in cui io compro l'obbligazione di uno Stato, sto comprando un documento dematerializzato. E che cosa dice questo documento? Questo documento mi dà il diritto a ricevere ogni 6 mesi degli interessi e alla fine del periodo, quindi a scadenza, ricevere indietro i soldi che ho prestato allo Stato, per intero. Facciamo un esempio: lo Stato emette obbligazioni sul mercato dal valore di 100.000 euro per durata 4 anni e al tasso di interesse del 4%. Io che sto andando a comprare queste obbligazioni devo sborsare subito 100.000 euro da dare allo Stato. Ogni 6 mesi però io busserò alle porte dello Stato e dirò: ehi, mi devi dare i miei interessi. In questo caso, essendo del 4% il tasso di interesse annuo, dovrò ricevere ogni anno 4.000 euro, divisi nei primi 6 mesi da 2.000 e i secondi 6 mesi da 2.000. Infine, passati i 5 anni, lo Stato dovrà ridarmi indietro tutti i 100.000 euro che gli avevo prestato. Bene, questo è che cosa sono i titoli di Stato. Passiamo allo spread. La definizione che spesso quindi avrete sentito dire è che lo spread è il differenziale tra i rendimenti dei titoli di Stato italiani e quelli tedeschi. Ora che sappiamo che cosa sono i titoli di Stato, ci rimane solo da sapere che cos'è il differenziale di rendimento. Partiamo però dal rendimento. Che cos'è? Nulla di più semplice, in parte l'abbiamo anche già detto. È il tasso di interesse che paga un'obbligazione annualmente. Il rendimento, quindi, nell'esempio che abbiamo fatto prima, era del 4%. Quindi veniamo a che cosa significa la parola differenziale, che è quello che frega tanti. Sicuramente la parola differenziale rievoca in alcuni di voi dei ricordi terribili del liceo. Quindi sostituiamolo con la parola differenza, che più o meno fa la stessa funzione. Quindi costruiamo una nuova definizione. Lo spread non è altro che la differenza tra il rendimento di un titolo italiano e il rendimento di un titolo tedesco. Quindi se l'Italia emette delle obbligazioni con un rendimento del 4% e i tedeschi li emettono con un rendimento del 3%, la differenza tra questi due rendimenti sarà di 1%. E quindi questo è lo spread, molto semplicemente. Lo spread è quell'1%. Non fatevi ingannare però da quello che sentite al TG. Quella è la cifra espressa su base 100. Quindi al posto di dire che lo spread è il 2%, si dirà che sono 200 punti base. Questo era in modo semplice che cos'è lo spread e come si calcola. Per essere più completi però vi darò ancora qualche informazione, quindi seguitemi un altro po'. I titoli di Stato possono essere emessi a diverse scadenze, quindi 6 anni, 10 anni, 20 anni, 50 anni, un sacco di scadenze diverse. Per calcolare lo spread in genere si usa il differenziale sui titoli emessi a 10 anni. Se questo video vi è piaciuto mettete like, commentate, condividete, iscrivetevi e attivate la campanellina soprattutto perché seguirà un altro video sullo spread, quindi fate attenzione. Ma soprattutto tra poco appariranno delle schede con le playlist, quindi andate a vedere anche gli altri video che sono molto belli.